una delle prime sedi che andremo ad aprire, ce ne saranno 3 dislocate nel nostro territorio, e questo viene chiamata erroneamente lista, ma la lista sarà quella dei 16 candidati che andremo a comporre per presentarci alle prossime tornata elettorale amministrativa del 14 maggio. Questo movimento di persone che credono in 3 parole che si vengono riassunte in quel cartello che da sempre accompagna tutte le mie uscite pubbliche: rispetto, passione e cuore. Siamo più di 70 persone che aderiscono a questo movimento e che hanno creduto fermamente che bisogna assolutamente creare un'alternativa a chi governa in questo momento la città. Non vi nascondo che in questi 5 anni la mia presenza è stata continua nel territorio, ben testimoniata da vari giri in bici che faccio settimanalmente per visitare il territorio, incontrare persone e vedere, ascoltare soprattutto. Vi posso semplicemente dire che oggi prendere in mano il governo della città non sarà facile, non è facile, bisogna mai, e sottolineo mai, sottovalutare gli avversari. Questa mia convinzione nasce dalla mia esperienza sportiva, in cui una volta mi hanno messo la corona del vincitore e poi 10 minuti me l'hanno tolta. Perciò da lì ho capito che nella vita, fino a che non c'è proprio la parola finito, è finito e viene omologato il risultato, non si può mai perdere la speranza. Stiamo lavorando con diverse persone, io sono la persona che ricordo a tutti quanti, nella storia politica del comune di Adria è stata l'unica persona che ha portato il centrodestra al governo della città. Lo voglio sottolineare. Non mi sono piaciuti certi giochini, giochetti e gioconi che hanno di fatto interrompere la mia esperienza politica. Forse pensavano che una volta eliminato Bobo si eliminava e si aprivano nuovi scenari. Evidentemente qualcuno ha fatto degli errori e ha pensato che era molto facile praticamente mettermi da parte, ma non ha capito una cosa importante, la più importante: Bobo è amato dalla gente. E questo è nel mio DNA. Mio padre, mia madre mi hanno insegnato una cosa elementare: avere sempre il coraggio, essere determinati, avere un sorriso e ascoltare sempre tutti. Questo è il sale che purtroppo è mancato all'attuale sindaco, che è rimasto in letargo fino a un mese fa, perché è stato in letargo, va bene? E che adesso è in ogni dove, e lo vediamo dagli scout, dalle parrocchie, dalla chiesa, lo vediamo dappertutto. Ma soprattutto è mancata la vicinanza del sindaco alle tante imprese e ai tanti commercianti nel periodo storico più difficile del dopoguerra, il periodo del Covid. Non bastavano certamente un comunicato di 3 minuti serali per assicurare quello che stava accadendo nel mondo. E da lì ho detto: io ho una marcia in più, e se riesco a mettere una marcia in più sicuramente vedrete che la strada da percorrere sarà sempre più semplice e più facile. Perciò vi chiedo a tutti quanti di essere disponibili, umili, non parliamo mai del male degli altri, questa è la mia campagna elettorale che farò, e guardiamo avanti adesso ci siamo in tanti, butteremo giù un programma insieme alle altre forze politiche che spero si accodano alla mia candidatura, e auguro a tutti quanti, soprattutto ad Adria, buona fortuna. Grazie. Grazie a tutti, un bicchiere di prosecco per tutti e seguiteci.